Ma quello che manca nel territorio sono dei progetti culturali. Vediamo per esempio che il Parco delle Farfalle sta facendo un bellissimo servizio al territorio, perché sta aggregando le persone attorno anche degli interessi, che sono interessi legati alle famiglie, poi vabbè c'è sempre anche il lato economico, ma oggi non può essere diversamente. Ci sono delle realtà sportive locali e quello che manca è una educazione alla bellezza da una parte, dove per bellezza si intende anche la mia bellezza, dove io mi sento bello nel momento in cui aiuto qualcuno, e dove sono felice nel momento in cui capisco una cosa, che quando faccio del bene sono contento. Quindi il progetto culturale che deve essere un progetto che attraversa tutte le fasce di età, ma che nello stesso tempo lo coinvolge per un qualcosa di più grande, e questo diventa bello, come diventa far bello il quartiere. E sì, anche dal punto di vista dell'arredo urbano può essere importante, e può essere importante dal punto di vista delle aggregazioni che non necessariamente possono, visto la multietnicità, essere luoghi, tra virgolette, confessionali, quindi cattolici, non necessariamente devono essere realtà etichettate, ma quello che a me dispiace è vedere una sorta di deriva delle persone che con occhio spento davanti a uno spritz da soli, perché se sono in compagnia è già un'altra cosa, sei in compagnia degli amici, ti stai prendendo il tuo spritz, fai benissimo, no, talmente la voglia è che anche quando era borderline lo facevamo, no, ma persone che sono spente e dopo le vedi passare in Caritas, perché allora ti rendi conto che la solitudine lì un po' alla volta sta andando alla deriva. E la tristezza di vedere queste cose quando passi per strada e chiederti, forse sarebbe bello che domani trovassi qualcuno che beve lo spritz insieme con te, ma una rete di solidarietà che ti sostiene.